Ma che si aiuta a portaci per una peste? Sì, questo modo di dire si adatta a tutte quelle situazioni in cui c'erano proclami enormi, bisognava fare chissà che cosa, invece poi i risultati sono stati modesti. Si è arrivato fino a Portici per alla fine per una semplice rapa. Ecco, è come dire, il Rafana Mantelli fatta una scazzetta, oppure ancora ha fatto Virdo Cardille, cioè come dire, risultati minimali. In realtà a Portici per una peste probabilmente è la corruzione di un detto originario che diceva vaga a Port per una peste. Sì, perché a Napoli, al porto di Napoli, c'era il mercato del porto che attraeva persone da ogni angolo della città. Ora ovviamente però attraversare tutta la città, magari per una semplice rapa, non aveva senso. Nella corruzione il detto napoletano invece ha assunto il nome della magnifica cittadina alle falde del Vesuvio, Portici. Siamo alla Reggia di Portici, la casa di campagna, la casa di villeggiatura della dinastia Borbone. La Reggia che a mio giudizio, devo dire la verità, insomma è la più borbone di tutte le regge costruite da Carlo. La storia è nota, 1742 Carlo e la sua graziosissima moglie Maria Amalia di Sassonia tornano da una tonnara a Castellammare di Stabia. Sono sorpresi da una tempesta, dice la storia, o un po' ammantata di leggenda. Un fortunale li costringe ad approdare qui, proprio dove era la villa del Bef. La villa di questo duca del Bef, il quale era ricca di reperti archeologici provenienti dai primi scavi sistematici della villa dei Papiri di Ercolano. Nella meravigliosa casa del duca del Bef, progettata da Ferdinando Sanfelice, insomma qualcosa di straordinario, Carlo di Borbone capisce che probabilmente sarebbe interessante seguire da vicino gli scavi sistematici. È un appassionato di archeologia. La moglie dice: Carlo, perché non ci facciamo una casa di campagna qui? Perché Capodimonte è scomoda. Beh certo, giusteva ancora o Corsa Medei Savoia. Arrivare a Capodimonte bisognava salire per il Moiariello, era complicato. Allora Carlo la fa contenta, ma lo voleva lui in realtà, e costruisce qui, negli anni successivi, la più grande e bella casa di campagna di Borbone, la Reggia di Portici. E Carlo di Borbone naturalmente fece le cose alla grande, realizzando una reggia meravigliosa, con un bosco immenso alle spalle, con il campo di pallacorda più grande d'Europa. Pensate, la pallacorda è l'antesignano del tennis moderno, quello di Sinner, quello che si chiamava Jeu de Palme in francese. Realizzò la Cappella Palatina di Portici, nella quale, voglio dirlo, Wolfgang Amadeus Mozart fece uno dei suoi pochi concerti quando arrivò a Napoli, un immenso orto botanico con la fontana della Flora, e realizzò il giardino segreto di Maria Amalia, realizzò mille cose. Il suo pronipote Ferdinando II nel 1839 poi realizzò la prima ferrovia italiana che collegava appunto Napoli con Portici, e poi ancora il Finto Castello dove si giocava battaglia navale. Sì, ma non è la battaglia navale che giochiamo noi sulla carta A2 e B4, si riempiva d'acqua il fossato del castello e si giocava con le barchette vere, ecco così giocavano i Borbone. Ma soprattutto fece qui il primo giardino zoologico d'Italia, e ancora si conserva la gabbia dei felini e la casina dell'elefante. Elefante che ha dato origine a un altro modo di dire straordinario che è nato qui a Portici. Il pezzo forte del giardino zoologico di Carlo era l'elefante. Sì, arrivò qui nel 1742, era l'attrazione, tutti volevano vedere l'elefante. Carlo di Borbone era molto preoccupato, per questo motivo gli assegnò un caporale dell'esercito borbonico, un certo Pietro San Domenico, doveva occuparsi solo dell'elefante. Questo caporale era molto invidiato dai suoi commilitoni, sapete perché? Perché oltre ad avere il suo stipendio di guarnigione, apriva la stalla e aveva delle generose mance sottamana, insomma, e quindi si stava arricchendo, e questo creava la gelosia in tutti i suoi commilitoni. Ma solo pochi anni dopo il nostro elefante morirà. E allora cosa succede? Che il nostro caporale rientrerà nelle guarnigioni ordinarie e tutti gli altri commilitoni lo appelleranno Capurà, è morta l'elefante, come a dire è finita l'epoca d'oro, insomma è venuta a Zazzanella. Questo aneddoto ce lo riporta anche nella storia Benedetto Croce, e ancora oggi quindi è un aneddoto, un modo di dire che nasce qui alla Reggia di Portici. Insomma oggi sono venuto a Portici per una peste e alla fine è morto pure l'elefante.